Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, Batta Napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di calciomercato, di vari news che stanno trapelando in queste giornate. Vi ricordo prima di incominciare di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale e se volete un bel commento, se vi interessano queste news di cosa ne pensate e così l'algoritmo mi dà una mano e facciamo salire più il canale che stiamo diventando sempre più forti. Allora, vabbè, io direi di incominciare. Allora, una notizia che sta spopolando sia sui social che sui giornali è che la notizia che il Liverpool è su Sam Bergman del Napoli, difensore del Napoli che sta avendo pochi, non tanti minuti quest'anno, acquistato dal Bologna per 30 milioni di euro. Il Napoli chiede minimo 35 milioni di euro più bonus che ammonterebbero a 40 milioni, scusate. Il Liverpool vuole prendere Beckham per sostituire Van Dijk. Tra l'altro, se non sbaglio, sono pure connazionali perché sono tutte e due olandesi. Poi devo smentire una notizia che sì, su Lukaku, che sì, Lukaku vuole tornare a Milano, che gli è piaciuta molto come città, però né Inter né Milan non sono sul giocatore. Se magari un po' i social avrete, che ne saccia, Milan sta per chiudere l'attaccante Lukaku, l'attaccante del Belgio Lukaku, non ne ho una scimità, fidatevi di Batman. Poi il Napoli, cioè De Laurentiis, ha chiamato due o tre allenatori per il vice Conte, in caso se quest'estate dovrebbe andare via. E i nomi più appetibili sono Maresca, Enzo Maresca che è lusingato anche dal City di Guardiola e anche il ritorno del calcio spettacolo, Maurizio Sarri. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Johnson no, lascerà il Manchester City in estate a parametro zero, essendo che gli scade il contratto a giugno, inizi di giugno, e su di lui sulle sue tracce c'è la Juventus che sta avanzando con il procuratore. Ora c'è da vedere anche la volontà del giocatore. Poi Tapsoda ha appena rinnovato con il Bayer Leverkusen, contratto fino al 2031 più un aumento di stipendio di 2 milioni e mezzo. Poi Michele Ugarte lascerà il Manchester United in estate. Su di lui ci sarà una squadra spagnola, il Villarreal, più una squadra italiana, cioè la Lazio, sul giocatore. Fatemi sapere, secondo voi, dove andrà. Colin Maino ha appena rinnovato con lo United, rimanendo sempre in tema Manchester United fino al 2031, anche lui. Peccato, lo potevamo vedere in Italia al Napoli, però è un giovane di talento fortissimo, però non siamo riusciti a prenderlo. Poi il Chelsea, il Manchester United, ma anche l'Aston Villa sono sul row del Bologna. Valutazione del club rossoblu è di circa 40-45 milioni di euro. Se vedete che giro le pagine perché tengo tutte le cose scritte. Poi Milan sul difensore dello Sporting Lisbona, Diomandé. Diomandé è molto contento della destinazione Milano. Ora c'è da vedere un po' cosa fanno le due squadre, il giocatore. Poi, ultima notizia di oggi, il Liverpool è su Dumfries, richiesta dell'Inter di circa 20 milioni più 5 di bonus.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale e voglio, ci rimane, ciao, vai giù.